Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Come potete ben vedere ci troviamo immersi immediatamente all'interno della nostra mappa conquista. Allora, come molti di voi mi hanno consigliato, ho provato la mod Minor Faction Revenge. Come potete vedere siamo con il Regno delle Due Sicilie. Ho appena giocato sì e no 2 turni, anzi un paio di turni per riuscire un po' a preparare il terreno per la campagna, anche ricordare leggermente come funzionava il gioco. Comunque è una mod molto particolare che mi ha consigliato qualcuno sul canale, un ragazzo. In pratica è una mod che aggiunge nuove unità, nuove tecnologie e soprattutto nuove fazioni giocabili. Infatti il Regno delle Due Sicilie è una delle fazioni minori che comprende tutto il sud Italia, la Sicilia, la Calabria, Puglia, Campania e una parte del Lazio, come potete vedere. Cercheremo di attaccare immediatamente, ragazzi, lo stato papale che si ritrova proprio davanti a noi. Addirittura ci ha già dichiarato guerra in questi 5-6 turni che sono passati, e sono proprio passati all'attacco con un piccolo esercito e una flotta al comando di Camillo Volta, che tenteranno sicuramente di darci fastidio. Allora, il nostro obiettivo è il seguente: è una campagna lunga, fino al 1800 cercheremo di conquistare l'intera Italia, come potete vedere, le regioni della Tripolitania, Tunisi, quindi del Nord Africa, la zona della penisola balcanica, precisamente Bosnia, come potete vedere, l'Austria e una parte della Grecia. Innanzitutto avevo intenzione di concentrarmi sulla conquista del territorio italiano. Come potete vedere è disponibile anche la fazione di Venezia e quella di Genova. Sono entrambe giocabili, ma ho deciso di prendere il Regno delle Due Sicilie perché qualcuno me l'aveva chiesto e anche perché mi piaceva. Comunque, allora, la nostra capitale è Napoli. Ho costruito già la fortezza principale, la caserma, la fonderia di cannoni e l'osservatorio reale. Adesso sto costruendo il palazzo reale di Napoli. Vediamo di capire come funzionano. La caserma ci permette di reclutare nuove unità, le quali adesso ve le spiegherò molto rapidamente anche in battaglia. La costruzione di biblioteche, ok. scuole, colleghi. Per quanto riguarda la fonderia dei cannoni, ci aiuterà a combattere anche a livello di assedio le varie strutture avversarie. L'osservatorio reale ci permette di velocizzare le ricerche, che come potete vedere già sono riuscito a terminare l'empirismo, il quale aumenta molto velocemente la velocità di ricerca. Aumenta quindi la velocità di ricerca. Sto andando avanti con il contratto sociale, anche questo utile per velocizzare le ricerche, e dopo cercherò di ottenere la fisiocrazia da qualche nazione che si ritrova qua intorno. Allora, questo è brevemente come siamo messi. Ho migliorato un po' le infrastrutture e anzi anche l'apparato, anche il settore primario. Potete vedere ho convertito tutto ciò in fattoria. Adesso vedremo di sfruttare anche i terreni in affitto con le nuove tecnologie. Qui abbiamo casa del tessitore e i vigneti di Marsala. Sicuramente ci consentono di avere ottimi introiti a livello orario, però adesso lo stato papale ci ha dichiarato guerra e dobbiamo necessariamente contrastarlo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo da questa parte 2 unità di briganti. I briganti sono unità irregolari, come potete vedere, di fanteria, formate da contadini, mercenari, delinquenti, ladri, banditi al servizio del regno. Però questi uomini sono, diciamo, un ottimo compromesso, proprio perché hanno un'ottima portata, un'ottima precisione, ma uno scarso morale. Quindi ho formato un intero esercito qui nel sud, come potete vedere, principalmente formato da cannoni medi, mezzi cannoni utili per l'assedio, cavalleria leggera, picchieri, eccoli qua, e altri picchieri, e ovviamente questi briganti irregolari, che sono molto utili e ovviamente accompagnati dalla fanteria di linea, la quale ha più morale, più corpo a corpo, però i briganti sono davvero molto efficaci. Allora, facciamo così. Adesso andiamo nella sezione diplomazia. Come potete vedere, il nostro Regno delle Due Sicilie è in guerra con lo Stato papale, gli stati barbareschi che sono nel sud e i pirati che si trovano nel continente americano per adesso. Quindi abbiamo una monarchia assoluta, Filippo V è il re, siamo nell'estate del 1702 e il cattolicesimo è la religione, diciamo, principale del regno. Innanzitutto ho costruito anche una biblioteca qui in alto, la quale permetterà al più presto di fornirci un gentiluomo che è come dire, un agente dei nuovi Total War, diciamo, che permette di sfruttare le sue abilità in battaglia.
una sorta di spia, Monaco, Zen, non so, tutti quelli che c'erano anche su Shogun, come si chiamava quello, quella specie di samurai che girava, che riscuoteva le tasse, quello lì. Un agente. Allora, adesso vediamo di lasciare Napoli e attaccare. Ah, giusto, dobbiamo attendere il prossimo turno perché ho finito i punti movimento. Allora ragazzi, passiamo il turno. Perfetto, fatemi sapere se volete vedere i turni successivi. Comunque Francia, Austria o Province Unite, Spagna sono le nazioni principali in questo contesto. Ovviamente anche l'impero ottomano, ma ci sono tante nazioni più piccole che adesso sono giocabili. Adesso ve le farò vedere in questa parte iniziale. C'è anche la Prussia, la Polonia, Lituania. Vabbè, queste le conoscevamo già. Allora, delle nuove nazioni possiamo vedere. Vediamo un po'. Ecco, i Cavalieri di San Giovanni di Malta si possono giocare. Lo Stato Papale, eccolo qua che si avvicina. Non è giocabile. Però Venezia, Genova si possono giocare. Il Dagestan pure, eccolo qui. I Pirati si possono anche giocare. E ce ne sono altre 3 o 4, non mi ricordo. Però intanto c'è stata un'incursione all'Aquila dello Stato Papale che ci dà un po' fastidio. Quindi lo attacchiamo con tutto il nostro esercito. Eccoci qua. Potete vedere che nonostante abbiano 900 uomini, la barra della potenza e dell'equilibrio è leggermente a nostro favore, proprio perché queste sono unità con un alto morale e queste cavallerie sono unità proprio speciali, diciamo, hanno un elevato morale. Noi siamo, come dire, ancora agli inizi del nostro impero ed economica. Vedremo che siamo un po' traballanti, abbiamo una ricchezza esigua, mentre è abbastanza elevata, abbondante, una potenza forte, quindi è uno stato messo bene a livello economico e a livello militare. Ecco perché la battaglia, diciamo, non è completamente a nostro favore, anche se abbiamo quasi il doppio degli uomini. Per questo sono entrato direttamente nella battaglia. Alcune unità sono maestre nella dissimulazione. Okay. Sanno rendersi invisibili in qualsiasi terreno. Disponili ai margini del tuo schieramento, in modo che il nemico non le noti. Potranno attaccarlo di sorpresa ai fianchi una volta iniziata la battaglia. Bene. Allora, visto che stiamo facendo una battaglia in campo aperto, ci conviene utilizzare i cannoni come arma primaria di attacco per adesso. I picchieri li collocheremo qua dietro per dare una protezione. I picchieri li arruolerò sempre per proteggere i cannoni. I cannoni sembrano stupidi, ma riescono, se usati bene, a eliminare anche un intero reggimento. No, un esercito no, un reggimento proprio, se usati bene, e possono essere molto utili. Allora, formiamo una prima linea di uomini irregolari. Ragazzi, sono fortissimi, certo, a livello di qualità-prezzo sono ottimi, quindi non ponete molta fiducia in loro. Anzi, non sottovalutateli. Vediamo di aggiungere adesso anche la fanteria di seconda linea. Eccola qua. Abbiamo anche il plotone di batteristi che forniranno morale ai nostri uomini. Perfetto. Le cavallerie le poniamo tutte in un unico fronte sul lato sinistro. Perfetto, sono solo corpo a corpo. Chiudiamo questo gruppo. Abbiamo saltato qualcuno, il generale, eccolo qua. Cavaliere, anche lui, eccolo qua. La guardia del corpo principalmente. Allora, abbiamo selezionato tutti. Lasciamo perdere questi cannoni. Chiudiamo quest'altro gruppo. Abbiamo un'altra unità che è da questa parte. La collochiamo qui da sola per effettuare vari giri. Perfetto. Ok, le unità di fanteria sono tutte sistemate. Queste ci aiuteranno a rimpiazzare qualche unità di troppo. E iniziamo. Il pulsante Alt in basso a destra sullo schermo. Allora ragazzi, iniziamo a concentrare il fuoco su questa cavalleria reale del corpo di gendarmeria del Papa. Vediamo un po', ecco che partono le cannonate. Vediamo un po', attenzione, vengono bombardati, cadono a terra quasi 20 cavalli. Mamma mia, è un'ondata di fumo, si alza da terra. I cannoni partono subito ed immediatamente alla ricarica. Come potete vedere è stato migliorato anche l'apparato sonoro e l'apparato grafico leggermente. Quindi attenzione, parte anche la guardia del corpo del generale che possiamo successivamente colpire. È importante uccidere questi uomini che danno molto fastidio. Avanzano ragazzi molto rapidamente. Dobbiamo sfruttare i cannoni al più presto. Vediamo un po', abbiamo un tempo di ricarica pessimo per adesso. Partono altre cannonate per destabilizzare i nostri cannoni. Abbiamo perso già un cannone.
Nuove cannonate sulla cavalleria nemica. Attenzione, partono già immediatamente i nostri schermagliatori. Distruggono interamente la fanteria, anzi la cavalleria nemica. Come potete vedere abbiamo sprecato davvero tantissimi colpi per mandarla via. Ci siamo riusciti, adesso anche questa con i cannoni siamo quasi riusciti a mandarla via. I picchieri la intimoriscono. La fanteria di scarsa qualità è un buon bersaglio per far sprecare. Sì, far sprecare, ma io non lo voglio far sprecare. Attenzione che si avvicina il quarto reggimento del Papa. Iniziano ad aprire il fuoco. Prendiamo i nostri uomini, andiamo a posizionarli sul fronte nemico per dargli fastidio. Avanza anche un'unità di picchieri. I cannoni hanno sparato, quindi possiamo avanzare. Come potete vedere i nostri briganti fanno fuoco. Ecco, adesso parte la bordata del quinto reggimento di fanteria. Intanto si continua a far fuoco. Avanzano anche la fanteria di linea provinciale. Avanzate ragazzi. Picchieri pronti per difendere i nostri uomini. Ed eccoci qua, i briganti sono arrivati a tiro e fanno immediatamente fuoco. Ne gettano a terra un paio. Questi cannoni devono riuscire a mandarli un attimo via. Concentriamo il fuoco sul centro. La cavalleria papale, eccola qua. Gettiamola a terra. Ok ragazzi, adesso vediamo di avanzare con queste truppe. Ci sono arrivati addosso, non ho avuto neanche il tempo di muovermi. Avanziamo molto rapidamente. Avanziamo anche con tutto il reggimento in avanti. Ok. Perfetto ragazzi, siamo riusciti ad eliminare le ultime unità avversarie. Adesso avanzeremo con tutto il plotone, con tutto l'esercito in avanti per dare un po' di fastidio. Perfetto, i picchieri li lascio sempre qua. Abbiamo disponibili altri picchieri utili per darci un po' di supporto, visto che la cavalleria si è ripresa. Ecco che avanzano altri uomini. Io intanto ecco le nostre cavallerie che entrano in gioco per far fuori i cannoni nemici. Attenzione che qua stanno arrivando delle fanterie avversarie. Eccoci, 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 eccoci. Lanciamoci subito prima che si fermino. Attenzione, si stanno fermando, stanno per prendere posto. Vediamo di eliminarle subito. Ok. Il nostro esercito sta guadagnando posizioni. Picchieri in avanti. I cannoni mi sa che devono smettere adesso di far fuoco per evitare di sacrificare uomini inutilmente. Forza ragazzi, aprite il fuoco. Vedete di gettare a terra qualche cavallo. Perfetto. Forza, 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 forza. Avanzate velocemente. Forza, forza. Vediamo se riescono a entrare a tiro di questi uomini. I nostri cavalieri adesso si sposteranno molto rapidamente per... Ecco, spostiamoli per far aprire il fuoco al plotone che c'è dietro. Forza ragazzi. Anche i cannoni possono aprire il fuoco. Forza, forza, fuoco. Eliminiamoli. Importante uccidere il generale. Uccidiamo il generale. È rimasto solo lui. È solo lui vivo. È solo lui, non ci credo, dai. Ma dai. È scappato solo lui. Forse l'abbiamo ammazzato. No, 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 è importante ucciderlo. Forza. E partono 1000 proiettili contro di lui. Non si riesce a ucciderlo. Vediamo se i nostri cavalieri riescono un po' a farlo a pezzi. No, è importante. Vediamo di raggiungerlo perché poi si riformano queste unità. Ok, cerchiamo di andare avanti. Adesso le cavallerie cercheranno di raggiungere gli ultimi rimanenti. Eccole qua che arrivano per cercare di eliminarlo. Vediamo un po'. Credo che sia lui.
Ok. Ecco, l'abbiamo abbattuto. Generale nemico morto, perfetto. Adesso riusciremo ad eliminare. Ragazzi, queste sono un po' le battaglie. Avete visto l'intensità della battaglia. Ho ripreso mano leggermente con queste battaglie di terra. Avete visto la nostra superiorità a livello di numero. Abbiamo perso molti uomini nonostante tutto, però siamo riusciti ad eliminare anche... ad eliminarne tanti. I cannoni hanno giocato un ruolo importante perché avete visto come hanno destabilizzato tutto e poi, diciamo, incutono timore agli avversari, proprio perché poi quando avremo anche i proiettili più adatti magari destabilizzano un po' i reggimenti. Però anche adesso va bene. Allora, vediamo di eliminare... Prendere i picchieri o i fanti armati di baionetta ai fianchi è un buon modo per impiegare la cavalleria. Evita di caricare contro uomini che imbracciano armi appuntite. Bene ragazzi, allora, vediamo di uscire adesso dalla battaglia. Spero che vi sia piaciuta, mi raccomando. Allora, intanto uccidiamo questi ultimi uomini. Ormai ce l'abbiamo fatta. Ormai quelli sono 64 uomini, sono irraggiungibili. Benissimo, abbandona, vittoria decisiva ovviamente. Bene, avevamo 1900 uomini, ne abbiamo uccisi 745, ne rimangono agli avversari solo 141 che si nascondono nella nostra penisola del sud. Adesso li faremo fuori e li uccideremo immediatamente, perfetto. E adesso con l'esercito nemico fuori cercheremo adesso al più presto di... Intanto... La costruzione di centri industrializzati. Cercheremo adesso qui di recuperare un po'. Qui non è come a Shogun, bisogna pagare per ripristinare gli uomini. E tenteremo l'attacco, ragazzi, alla capitale, quindi a Roma, dello Stato papale. Allora, salviamo la nostra battaglia effettuata. Sovrascriviamo, riprendi. Bene, passiamo il turno. Ragazzi, questo è un primo video che faccio. Spero che questa campagna vi piaccia, come le precedenti, perché non ha niente di meno. Anzi, secondo me è anche più bella dal punto di vista delle battaglie navali e terrestri. No, terrestri magari secondo i punti di vista. Quelle di Shogun, di Rom avevano il loro fascino. Però qui le battaglie navali hanno il loro vero e proprio fascino, proprio perché in Shogun, in Rom e in Attila le battaglie navali, diciamo, non mi piacevano completamente. Erano esclusivamente basate sullo speronamento. Attenzione, non me ne ero accorto. Parte l'attacco dello Stato papale, come potete vedere, all'attacco della nostra capitale con tutto l'esercito. Purtroppo il mio esercito era fermo lì. Ragazzi, questa battaglia la combatterò io, non vi preoccupate. La vedrete però nel prossimo video. Le forze quindi rimanenti, le milizie cittadine e i contadini, i cittadini con il fucile, gli uomini da casa che partono, lasciano le mogli per combattere. L'ultimo appunto sulle battaglie navali, preferisco questa a quelle di Shogun e di Rom, perché queste sono le vere battaglie, diciamo, con i cannoni, con i galeoni, con i brigantini. Invece lì erano più basate sulle frecce, sugli speronamenti, diciamo, erano navi un po' strane. Queste sono, diciamo, le vere battaglie navali. Sono anche molto più difficili e ve le farò vedere più avanti. A mio parere sono più belle le battaglie navali di questo Total War e anche quelle di Napoleon, però le battaglie terrestri, diciamo, sono un po' a gusti. Dipende a chi preferisce chi preferisce i fucili, chi preferisce le spade. Comunque, io preferisco le battaglie navali di questo gioco e spero di farvele vedere al più presto. Intanto è meglio salvare la partita perché dobbiamo uscire. Ci becchiamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti.